Buonasera a tutti, bentornati a Missione Mondo. In questa puntata torniamo a parlare della Repubblica Centroafricana perché di recente a Genova si è svolto un incontro promosso dalla Società Missioni Africane e dalla comunità di Sant'Egidio. Ospite d'onore Monsignor Nestor Nongo Aziabia, è il presidente della Conferenza Episcopale del Centrafrica, che ha fatto il punto della situazione nel paese africano, raccontando non soltanto gli aspetti negativi che tutti conosciamo di tensione e di difficoltà, ma anche gli aspetti positivi, ad esempio la presenza missionaria in Centrafrica. Come sapete, alcune settimane fa è stato firmato un accordo di pace che tuttavia proprio in questo periodo sta svelando tutta la sua fragilità. Infatti alcuni dei gruppi ribelli firmatari di questa intesa sembrano contestare appunto le scelte dell'esecutivo, quindi vedremo come si risolverà questa situazione. Nel frattempo, come dicevo, a Genova è stato fatto il punto della situazione, ma se Monsignor Nestor lo avremo ospite negli studi di Telepace nelle prossime puntate, questa sera è l'occasione per tornare ad ascoltare gli altri relatori. Tra questi padre Davide Sollami, missionario dei padri carmelitani scalzi, che racconterà l'attività missionaria in Repubblica Centroafricana partendo proprio dall'esperienza di accoglienza dei rifugiati. E poi ascolteremo le parole di Moira Gerace, una ragazza del Tigullio, volontaria dell'associazione Tenetiala, che è stata diverse volte in Repubblica Centroafricana e che dunque racconterà l'esperienza in particolar modo del dispensario di Maigarò, che è gestito nel nord-ovest del paese dalle suore francescane missionarie del Sacro Cuore, che hanno la loro sede in Italia a Gemona del Friuli. Ascoltiamo allora le loro parole, vi lascio a questa testimonianza, noi ci ritroviamo mercoledì prossimo. Grazie, buon ascolto. In queste settimane che ho preceduto questo incontro mi domandavo come si parlerà del Centrafrica. No, perché non vorrei che si parli sempre solo della guerra, no? Ringrazio veramente Eccellenza che ha dato un quadro veramente completo. Ringrazio anche per i complimenti che ha fatto ai carmelitani, perché non è per merito che ci siamo trovati a fare quell'opera straordinaria di accoglienza di 10.000 rifugiati. Sono arrivati e abbiamo veramente imparato la carità giorno per giorno, anno per anno, perché è durato circa 3 anni questa accoglienza. Nella nostra inesperienza, perché siamo dal 71 in Centrafrica e i padri avevano scelto, io nel 71 dovevo ancora nascere, avevano scelto la Repubblica Centrafricana a motivo della povertà, a motivo del fatto che era uno degli ultimi, forse il penultimo stato dove il Vangelo era arrivato. Quindi per motivi di evangelizzazione, per motivi di povertà. Non eravamo pronti alla guerra. Colpi di Stato ne abbiamo visti diversi, ma questa era una guerra di qualità diversa. E la prima sera che la missione è stata invasa pacificamente da queste persone che cercavano protezione, abbiamo preso l'iniziativa di dar da mangiare a tutti. Erano 500, hanno mangiato tutti. Dalla seconda sera in poi, che erano migliaia, abbiamo detto no, forse il Signore ci chiede qualcos'altro, perché veramente siamo stati, veramente, come si può dire, superati da questa emergenza, eccetera. Però devo dire che ha sollecitato la nostra carità di carmelitani, che mentre facevano l'orazione teresiana prima dell'alba e dopo il tramonto, pregavamo pensando alla parabola delle 10 vergini stolte e vergini sagge che mettevano, no, che dovevano avere l'olio, e sentivamo i bambini nel campo rifugiati, che era il cortile della missione, eccetera, che vendevano il petrolio, no, petrolio, petrolio, eccetera. Abbiamo convissuto, il nostro refettorio è diventata una sala da parto, la sala capitolare è diventata, sapete, la sala capitolare dei conventi, no? Convento semplice, ma c'era una saletta capitolare, è diventato un laboratorio di analisi, eccetera, eccetera. Abbiamo convissuto e mentre loro vivevano, eccetera, noi avevamo un motivo forte, no? per pregare. Forse la nostra orazione è diventata meno superficiale. Questa è l'esperienza a cui ha fatto riferimento Monsignor Nestor.
E ho portato delle cose, 3 scritti. Più semplice, questo è il nostro giornalino missionario, mi sono permesso di portarlo perché avevamo interpellato un esperto che dava un po' l'idea del nuovo ruolo dell'Africa, un'Africa che non è poverina da commiserare, ma è un'Africa, ci sono alcuni dati, il 12% della popolazione centroafricana consulta il suo conto bancario sullo smartphone. Cioè, forse l'Africa non è cambiata velocemente. Poi non entro nei dettagli perché grazie a Dio faccio un altro mestiere. Questo è Padre Aurelio Gazzera. Ecco, io sono qua a nome dei Carmelitani, non hanno invitato Padre Davide. Quando è arrivato l'invito della SMA eravamo tutti a Bangui in Centrafrica, ci siamo guardati e ho detto beh, io a marzo sono in Italia e vengo io, però sarebbe stato bello avere un testimone come Padre Aurelio Gazzera, che tanti conoscono sicuramente, perché ha fatto, tra le cose, anche un'opera di pacificazione come il Vescovo, quando ha raccontato che ha fatto firmare un accordo di pace locale tra i ribelli della zona. E poi Padre Aurelio, finché ha potuto, perché adesso veramente supera un po' le nostre possibilità di missionari, la guerra, ma finché ha potuto ha fatto opere di mediazione di ogni genere che sono finite in questo libro che si chiama Coraggio. Padre Aurelio è chiamato una penna felice, tra l'altro è stato premiato da Mattarella, sapete Mattarella ogni anno, questi eroi eccetera, e una penna felice perché nonostante questi problemi eccetera eccetera, leggerlo, conoscerlo, incontrarlo ti dà proprio coraggio. Forse in un posto dove è così pieno di punti d'ombra, forse la luce brilla un pochettino di più, e quindi è veramente un esempio grande. Questo chiaramente Amicizia Missionaria, prendetela liberamente, questa se volete lasciare un'offerta bene, se no dite un'Ave Maria per i frati e l'avete pagato abbondantemente. Il terzo libro, e concludo, è il Vangelo in Sango, che è la lingua del Centrafrica. Lui ride perché noi missionari, almeno parlo di me Carmelitani, possiamo fare tanti giornalini missionari, possiamo scrivere dei bei libri, ma questo in Centrafrica manca da più di 10 anni. In nessuna diocesi nessun cristiano può più trovare da decina d'anni, 12 non li so contare, l'ultima edizione probabilmente risale al 2000, e non è soltanto, come posso dire, una mancanza, come posso dire, negli scaffali, però o ripartiamo un attimino dalla carità o ripartiamo un attimino dal perdono, oppure non lo so. E quindi in questa parte noi siamo, e concludo, nel 20% del paese dove le cose vanno benino, nel senso che io sono andato, non ho rischiato un granché, ho accompagnato 3 volontari che sono lì, staranno 3 mesi, è una zona dove grazie a Dio si riesce a lavorare, abbiamo 7.700 bambini nelle scuole. Ma non sono un peso, sono 7.700 sorrisi, sono 7.700 vite che ci danno coraggio e entusiasmo. Quando sono entrato 15 giorni fa in aula ho visto dei sacchi in fondo all'aula, non mi sono stupito, in Centrafrica dentro le aule scolastiche trovi i maiali, le capre, non era una cosa... Però poi parlando il maestro mi dice, siccome andavo alcuni bambini erano assenti, tanti, e dico come mai è assente? Il villaggio è minacciato perché c'è un fenomeno strano di questi gruppi armati che difendono un po' le mandrie di vacche che si spostano per la transumanza eccetera eccetera, e quindi quando passano questi pastori nomadi la gente ha paura che poi arrivino dopo i ribelli eccetera eccetera. Vabbè, arrivo lì e questa classe è mezza vuota eccetera eccetera,
e ho voluto dire, insomma, domani li voglio vedere tutti i bambini, no? E sono tornati non perché gliel'ho detto io, ma c'era questo rientro, ritorno, eccetera, eccetera. Quindi andiamo in questi 30 villaggi cercando di portare l'istruzione e cercando di continuare la nostra opera attraverso i catechisti, eccetera, eccetera. Questo è un po' quello che facciamo. E devo dire, quando mi dicono com'è andata, io non dico è andata bene, è andata bellissimo, nel senso che è bella ancora la missione, è bella la missione. Uno dice, ma nonostante quei problemi lì, eccetera, no, ma proprio per quei problemi, nel senso la missione ha senso perché vai dove qualcuno ha bisogno. Dice, ma cosa fate lì? Facciamo quello che possiamo, però quando sei malato, se hai una persona accanto al tuo letto, anche se non è un medico, non ha la bacchetta magica, non risolve il tuo problema, ti fa piacere che non essere solo quando sei malato, e noi cerchiamo di non lasciare sola questa popolazione. Ringrazio tutti perché insomma ho avuto anche la possibilità di dire queste 4 cose in una sala piena, grazie anche a Sant'Egidio che quando organizza le cose le organizza bene. Grazie. Nel 1894 arrivarono i primi missionari spiritani francesi a Bangui, fondarono le prime stazioni missionarie all'interno della città in un contesto allora estremamente difficoltoso, con pochi missionari, un clima difficile, mancanza di strade, di mezzi e di quello che era lo sviluppo occidentale. La loro attività proseguì negli anni 10, 20 e 30 e si recarono via via nelle altre direzioni del paese, est, nord, ovest. Che cosa sta parlando? È sempre gli spiritani. Ok, sempre più sente espressione. Vi fu poi una parentesi dovuta alla prima guerra mondiale che sospese le attività. Nel 1938 arrivarono i primi frati cappuccini francesi che sostituirono gli spiritani a ovest e a nord, mentre gli spiritani si organizzarono a Bangui e a est. E vi fu una seconda parentesi di stallo dovuta alla seconda guerra mondiale. Nel 1949 arrivarono i primi cappuccini genovesi in aiuto ai francesi. E alcuni padri arrivati negli anni 60 dalla Liguria sono ancora attivamente in missione. Fra le principali attività svolte dai cappuccini vi sono centri agricoli, centri culturali e di formazione per laici, formazione per catechisti, istruzione soprattutto con scuole di villaggio. Sono missionari itineranti nella savana, con una importantissima attività di vicinanza alle popolazioni nelle zone periferiche più profonde dell'Abruzzo. Hanno fondato un importantissimo museo etnografico chiamato Dati a Kotara, che significa in lingua sango la casa degli antenati, che ha permesso la conservazione, il recupero, la catalogazione di tutti i reperti della storia locale che altrimenti sarebbero andati persi. Sono attivi nella sanità, soprattutto con centri per disabili e dispensari farmaceutici di villaggio. Hanno fondato 3 seminari suddivisi in medie, liceo e teologia. Hanno in gestione la Radio Siriri, radio diocesana, di cui parlerò più diffusamente più avanti, e padre Armando Monsignor Gianni è stato vescovo di Buar per 40 anni, dal 1978 all'anno scorso. Qui alcune suggestive immagini del museo.
Nel 1958 l'Assemblea centrafricana dichiarò la nascita dell'entità autonoma della Repubblica Centrafricana con Barthélemy Boganda, primo ministro del governo. Era stato prete cattolico, nonché il fondatore del primo partito politico del paese. Nel 1960 la Repubblica Centrafricana ottiene finalmente l'indipendenza dalla Francia. Nel 1971 arrivarono i primi carmelitani genovesi, abbiamo ascoltato padre Davide, e fra le loro principali attività, ci ha già un po' raccontato, ma vale la pena aggiungere qualche dato. Si occupano principalmente di evangelizzazione e formazione del clero e attività sociali, hanno missioni soprattutto nel nord-ovest del paese, hanno dispensari, un lebbrosario, un centro nutrizionale, una scuola meccanica, una cooperativa di falegnameria, 24 scuole, 10 asili. Negli stessi anni giunge da Genova la dottoressa Ione Bertocchi per ricoprire l'incarico di coordinatrice e formatore sanitario per la diocesi di Buar, tramite l'allora vescovo Monsignor Gianni, incarico che ricopre tutt'oggi dopo quasi 50 anni di servizio continuativo. Nel 1987 arrivano le suore francescane missionarie del Sacro Cuore con casa madre a Gemona del Friuli, fondarono la missione di Iniem e dopo pochi anni la missione di Maigarò nei pressi di Buar. Qua possiamo vedere una fotografia satellitare della missione e la facciata dell'ospedale. Più avanti parlerò del motivo per cui cito questa missione. Nell'89 arrivano alcune clarisse del convento di Chiavari, che negli anni si è trasferito a Leivi, con 5 sorelle accompagnate da padre Agostino Bassani. Attualmente la comunità è composta da 4 suore africane e 5 italiane. La loro presenza è davvero molto apprezzata dal contesto missionario in cui vivono e da parecchi anni ormai sono punto di riferimento per la preghiera e l'intercessione per la pace, nonché si rivolgono a loro tanti operatori umanitari che in questo periodo, da quando c'è la guerra, sono presenti in loco. Si dedicano inoltre alla produzione delle ostie per tutto il Centrafrica e il Chad. Nel 1995 venne fondata Radio Siriri, gemella di Teleradio Pace di Chiavari, su sollecitazione dell'allora vescovo Monsignor Daniele Ferrari, che chiese all'attuale direttore di Telepace, Don Fausto Brioni, di recarsi a Buar per l'installazione di Radio Siriri. Infatti il contesto in cui venne formulata questa richiesta è di un paese che vede la totale assenza della carta stampata e, mancando una rete elettrica, è assente tutto quello che può essere televisione. Quindi doveva svolgere una fondamentale attività di informazione della popolazione, di formazione, sostenere campagne di sensibilizzazione di vario genere nel campo della sanità per promuovere vaccinazioni, per incentivare le famiglie a mandare i figli a scuola e chiaramente evangelizzazione. E in questo contesto che Don Fausto organizzò sempre questi suoi frequenti viaggi, coinvolgendo gruppi di giovani e lavoratori specializzati sia in campo tecnico che sanitario, e proprio a causa di questi viaggi ad oggi più di un centinaio di volontari del Tigullio hanno fatto esperienza di volontariato in Repubblica Centrafricana. Ne sono così scaturite varie diversificate attività di sostegno delle missioni presenti nella diocesi di Buar. In questo contesto nasce una intensa cooperazione da parte dei volontari liguri presso la missione di Maigarò, che si va ad intersecare con una rete di volontari del Triveneto, allora già molto attiva e cospicua, da cui è nata una collaborazione intracciata che via via si è estesa negli anni a tutto il nord Italia. Le opere della missione di Maigarò sono una scuola primaria e tecnica femminile, quest'anno si andranno ad aggiungere la scuola materna, mentre la tecnica femminile sarà sostituita da un liceo ambosessi. Gestiscono 2 case famiglia, Casa Odette per bambine e bambini e Casa Antoinette per adolescenti.
L'ospedale di Maigarò è una struttura sanitaria di notevole importanza nel contesto in cui si trova, punto di riferimento sanitario nel raggio di decine di chilometri, con i suoi più di 70 posti letto, una sala operatoria per piccola chirurgia, maternità, pediatria, medicina generale, infettivologia, fisioterapia, banca del sangue, ambulatorio, consultazioni, centro nutrizionale, vaccinazioni. Le attività svolte dai volontari qua dalla Liguria si articolano in vari ambiti, con una ricerca e selezione di personale sanitario per missioni brevi e medie, invio di attrezzature medicali e farmaci non reperibili in loco, invio di attrezzature di vario genere, di prima necessità, scolastico, assistenza informatica sempre più importante e raccolta fondi. In questo contesto si sono fatte alcune esperienze su cui vorrei particolarmente spendere due parole, esperienze di telemedicina. Con alcuni medici volontari si sono iniziate a effettuare piccole esperienze di consultazione a distanza, tenendo conto della totale assenza di medici specialisti nel Paese. Basti pensare che in tutto il Paese esistono solo 4 pediatri e un ortopedico in tutto il Paese. I risultati sono stati molto buoni e questo ci ha portato a portare avanti un progetto pilota grazie alla collaborazione con Medici in Africa Onlus di Genova, che ci hanno aiutato a creare un database di medici specialisti volontari nel fare queste consultazioni a distanza e grazie alla facoltà di ingegneria al dipartimento di ITEN si sta realizzando un software che permette di sistematizzare questa esperienza di telemedicina. Questo software è in fase di ultimazione e quest'estate mi sono recata in missione per una fase di pre-test. Queste sono alcune slide che dettagliano il progetto. Infine, l'associazione Tenetiala che oggi rappresento è stata fondata da 4 giovani chiavaresi in occasione di una delle esperienze vissute. Sono stati profondamente colpiti e hanno fondato questa associazione per essere di aiuto alla missione. Questo è stato un esempio di raccolta fondi effettuato l'anno scorso in occasione delle partite di Champions League di pallanuoto. Grazie alla collaborazione con la Prorecco tutti i proventi sono stati devoluti al progetto Un medico per Maigarò, che quindi ha consentito di finanziare lo stipendio del medico in quel momento, andando quindi a raggiungere ogni giorno le persone più bisognose. Sono stati raccolti 7.000 euro. Quindi vi ringrazio, vorrei sottolineare quindi questa rete di collaborazioni, di amicizie che si è creata negli anni e che senz'altro può essere ancora oggetto di essere ampliata e migliorata. Questa è una bella immagine della Madonna di Maigarò. Ringrazio padre Agostino Bassani per i dati storici forniti e tutti voi per l'attenzione.